posto per Vacco! È inaudito! Nel terzo squadrone si fanno ancora impennare i cavalli! Allineati! Quante punte ha quella stella? Rallentare per conversione. Su Bartolomucci. Bene, Bartolomucci. Senza di lui sembrerete un branco di capre cieche. È sempre così. I migliori me li tolgono. Gorini, più molleggiato! Sembri una statua alla memoria. A Torino ci dovevano mandare te invece di Bartolomucci. Così, invece di addestrare tu gli allievi, finiva che gli allievi addestravano te. Rallentare al tempo! C'è una banda che suona, la sentite? Certo che quel Gorini è proprio una schiaffa. Bella figura che mi hai fatto fare. Permesso? Se seguiti così il carosello lo andiamo a fare in televisione. Permesso? Un momento, scendiamo tutti, siamo arrivati al capolinea, Va bene, ma voi altri mi fate far tardi. Alle 4:30 ho un appuntamento importante a Piazza Fiume. Ah sì, stava scritto pure sul giornale stamattina. Importante, sarà la solita serva, te lo dico io. No, prego, non si dice mica serva, si dice piattilografa. C'è una tabaccara a Piazza Fiume sul tipo di Anita Ekberg, senza reggiseno. Oh, streghetta, la vende le sigarette col petto di fora. Quasi. C'ha una scollatura alla godi popolo. Oh già. Stasera a fumare mi imparo. Quando te se butti in avanti per pigliare i soldi, se vedono queste due benedizioni fino al capo. Buono, Rudy, buono. Lei, avanti, Rudy, buono. Ma volete sta zitto con questi discorsi mi state a fare nervosi pure al cavallo. Buono, Rudy, buono. Ha detto fino al caporale, che hai capito? Odetti. Ah, sei tu. Perché chi aspettavate? Barduino? È passata una biondina. Ah, ma solo di donne sapete parlare? E di che vuoi parlare? Stiamo sempre in mezzo ai cavalli. Con le ragazze del posto non ti ci puoi fidanzare. E se ti vuoi sposare devi aspettare ad avere 30 anni. E i preti allora? Che non si possono sposare mai? E sai quanto ce ne importa? Loro c'hanno la sottana, noi no. Oggi un momento, il carabiniere non deve avere legami. Oggi domani il fratello di tua moglie si mette a falladra, tu che fai? Lo arresto. Ah, così tua moglie ti caccia da casa. Giusto, e poi l'uomo a 30 anni è anche più interessante. E com'è che tu ce n'hai quasi 60 e ancora non l'hai trovato? Aspetta un momento, fa un servizio almeno. Si vede che lui si è guastato nel crescere. Quando mi fidanzai tenevo una testa di capelli come Mattia, e mo' eccomi qua. Santo Vito, non t'avvilì, le donne oggi non ci fanno più caso. E invece la mia ci ha fatto caso, e m'ha lasciato. Il calzascarpe mia chi se l'è fregato qua? Io no. Boh, non lo vedo. Io non lo so. Si è disintegrata. E qua sparisce tutto, la mette Cirini. Attenzione che ci mette una tagliola, Il nostro amico Bartolomucci Francesco, detto signor sì, ha le buggere. Scapperebbe la pazienza pure a Job, con gente come a voi. Di che ti lamenti? Domenica parti per Torino, vai a fare l'istruttore. Ma che vuoi di più? Che ti piglia una paralisi alla mascella così, ti stai zitto. Allora, signor sì, andiamo a Sistina a vedere la rivista. No, l'ho vista 12 volte per servizio, in bolla volta l'ho pure capito. E allora che fai stasera? Non so, devo ancora decidere. Aspetta, usciamo insieme. Ah no, io vado da tutta un'altra parte. Oh, ma che è sta frega? Ma sei insistente, sa, c'ho da fa.
Che c'hai da fare? Che è un segreto? No. Che segreto? Perché? Beh, arrivederci a tutti, eh? Ciao. Divertimento, signor sì. Santo Vito, che fai stasera? Niente, non mi sento bene. Che te senti? Avrò mangiato troppo. Come al solito. Buonanotte. C'è padre Roberto, per piacere. Ah, non c'è? Sì che c'è. Ah, c'è? Come no? Grazie. E dove lo posso trovare che io... Dove lo posso trovare che io dovrebbe parlare un momentino? Sta là, dentro al confessionale. Ah, ma quale, questo o quello? Ma come quale? Quello? Ah, grazie, ve lo trovo. Buonasera, padre. Buonasera. Fermino. No, su. Hai fatto questo esame di coscienza? Padre Robè, domenica mattina devo partire per Torino. E allora buon viaggio. Ma se prima di domenica non mi sposo io a Letizia all'aperto? Fesserie. Ma lei mi aveva detto che due si possono sposare anche segretamente. Ah, certo che si può, ma solo nei casi E disperati. il mio è disperato, padre. Cosa? Avete fatto la sciocchezza? No, ma se serve la possiamo sempre fare. Cosa fai? I ricatti tu adesso? No, ma che ricatti, padre, lei non può capire perché lei non è normale. Ah, non sono normale io? Sì. Ma noi siamo uomini come tutti gli altri, caro mio. Silenzio. Abbiamo fatto una rinuncia e rinunciamo. Si Anche i capisce. carabinieri hanno il regolamento, Ah, no? signor, sì. Devo sempre convincere i giovanotti a sposarsi, te invece dovrei convincerti del contrario. Figurati se posso fare queste cose. Io a Letizia in 10 anni non l'ho mai tradita, padre. Mai? Neanche una volta? Con rispetto parlando, mai. Bravo, sei un ottimo giovane. Ma vedrai che se la ragazza è seria, quella ti aspetta. Ma vede, padre, io adesso vado lontano. E un conto è vedersi una volta alla settimana. E un conto è non vedersi più per un anno. Sa, le tentazioni del mondo sono tante per una ragazza come Letizia, con tutti i giovanotto del paese che gli girano intorno. Chiudi. Sì, chiudo io subito. Ma cosa? Lì Letizia, Sì. dico, è seria nel senso che è seria o è seria nel senso che ride poco? No, nel senso che è serissima, eh? Ride ma per le cose serie, ci Ma mancherebbe. guarda se c'è una prolunga lì dentro. Signor sì, padre. Ah, ecco qua. E questa, padre? Padre Robè? No, ma che è sta prolunga che non ci ho Un capito? filo, un cavo. Ah, un cavo. Ma questi sono quei benedetti ragazzi dell'oratorio che mi mettono in disordine tutto e non si trova mai niente. padre, non si sa, trova. bisogna combattere. Allora hai capito. No. Tu parti tranquillo che io scrivo una bella lettera al papà della ragazza. Sì, il papà, quello mi può vedere come il fumo all'occhio. È contrario perché dice che la ragazza è di ceto sociale diverso dal mio. E cos'è? Una contessa? No, è maestrina alla scuola rurale di Valle Fratta. Ah, capito, figurarsi. Fosse questo il capo? Sì, è questo. Veramente il padre aveva messo l'occhio sopra un geometra. Ah, un geometra, pensa un po'. Che ore sono? Le 5 passate, padre. Le 5, devo suonare il vespro, dai, premi il primo bottone. Sì, subito. No, quello è il mattutino, quell'altro. Signor sì. Bello. E poi è comodo, risparmia la campana e la fune. Sapessi cosa mi hanno chiesto di una campana l'altro beh, giorno? le campane costano un po'. Allora, senti, cosa... Bartolomucci Francesca ai comandi. Bartolomucci Francesco. Sì. Dunque, hai resistito 10 anni, come dici tu, Eh, vero? sì. Beh, allora resisti un altro pochino. Dico, non so. a 30 anni ti puoi sposare con tutte le regole. Sì. 3 anni passano presto, no? Padre Robè, io l'ho fatta vedere mai la fotografia della mia No, fidanzata? non l'ho mai vista, non tanto, importa, ma 3 anni sono brevi. 3... tanto per avere anche il suo giudizio. Scusa l'espressione se non è molto compascente a un parroco, eh? Allora, padre Robè? Allora, cosa vuoi che ti dica? Quando uno ha la testa dura come la tua? Sì. Ah. Padre Robè, non ho capito la risposta. Come restiamo? Restiamo male. Il cappello. Ah, grazie. Allora glielo posso scrivere a Letizia che ci sposiamo? Vabbè, è un matrimonio segreto, ma almeno la sposa lo dovrà sapere, no? Veramente io già gliel'ho scritto a Letizia. Arriva sabato con la corriera. Grazie, se un giorno avrà bisogno di me, beh no, speriamo di no. Grazie tante, eh? Scusa un momento, permetti? Beh, ti volevo aiutare. Ecco fatto. Mezz'ora di tempo perso.
E questo anelletto qua, piccolo, piccolo, semplice, quanto costa qua? 1.700.000. Ah, No, quale? questo. Quello? 1.500.000. Ah, beh, mi pareva un po' troppo caro, 1.700.000. 1.500.000 invece è un po' più alla portata di tutti, eh? Franci, tieni il cotone. Io prego, tengo l'ago sì. e infine che io di sera ci vedo un po' poco. Franci, ma tu non trovi il buco? Per dire la verità, no. Ah. Brigadiere, il buco ce l'avete voi in mano, questa è la punta. Ah, ce l'ho io in mano? E allora io alla sera non ci vedo proprio, fai tu, ah. Signor, sì, faccio io. Sentiamo, che ti serve? Tu ogni volta che mi vieni a trovare ti occorre qualche cosa, io ti conosco. Veramente il giorno del mio matrimonio, brigadier, ho bisogno del vostro aiuto. Del mio aiuto? Franci, allora mi dispiace. Secondo me per uno che si ammoglia non c'è più niente da fare. E va bene, ma io ormai ho deciso. Vuol dire che se per punizione mi cacciano dall'arma faccio come a voi, mi metto a fare il guardiano notturno. Dunque, Franci, vogliamo chiarire una volta per sempre questa mia situazione? Se volete, ma non è necessario. Dunque io non sono stato cacciato dai carabinieri. Ah, Io sono stato messo regolarmente in pensione. va bene, ma... Sì, c'è stato qualche maligno che ha insinuato che io mi sarei appropriato Delle coperte. delle coperte, mannaggia le coperte. Questo si è detto. Vabbè, ma poi tutto è stato chiarito e io sono qui a fare il guardiano notturno per vocazione. Ah, è meglio così, è meglio per voi. Abbiamo chiarito. Sì, sì, E allora dimmi che cosa ti serve, via. casa vostra. Casa mia? Sì, ma solo per il sabato dalla mattina alla sera, Ah, ecco. perché poi la sera devo rientrare in caserma e lei se ne deve tornare al paese. Ah, vorreste fare il viaggio di nozze in casa mia? Quello sono 2 camerette da scapolo. Oh. Beh, veramente a noi ce ne basta una. Non vorremmo cominciare con le camere separate, all'americana. No, credo che dovete trovare un'altra soluzione. Che c'è? Non lo vedi, mi sono punto. Ah, Ah, mi dispiace. Aggi, Eh? non scherziamo, eh? Che c'è? Qui c'era un ditale di rubini e brillanti. Ah, quello è comodo, vedi? ma non c'è più. E dove l'avete messo? Stava qua. Beh, Brigadiere, voi mi guardate. Se ci stava, ci deve stare. Scusate. vabbè, calma, se nessuno l'ha toccato, qua sta. Non esiste. Ah, Franci! Eccolo qua, lo trovate. Avete visto? Voi dubitate. Sulla mia persona non ci sono dubbi. Come si dice? Chi è malfidato, di lui non ti fidare. Adesso stai esagerando, anche il proverbio è una mancanza di riguardo. Ma che vi ho chiesto? In fondo vi facevate una passeggiatina fino alla sera. Ah, perché io non avrei dovuto rimanere neanche nello stanzino accanto, Ah, no. no, questo no. Per carità, scusa tanto se mi sarei permesso, se avrei osato in casa mia. No, ma non è per me, è per Zietta. Quella è già così timida. E chi sarebbe sta zietta? È la mia fidanzata. E tu ti sposi tua zia? No, si chiama Letizia, ma lei la chiama Zietta come a diminutivo affettuoso. Ah, un vezzeggiativo. Sì. Che dici, tiene? Vediamo. Guarda un po'. No, mi pare di no. Eccolo. Ma se tu tiri come un energumeno. E va bene, non l'ho fatta apposta, brigadiere. State a fare tante storie perché non mi volete favorire. E si vede che stasera siete nervoso. Ma che nervoso, ma tu mi porti un fastidio in casa, secondo te dovrei stare allegro. Almeno ne valesse la pena. Ma perché la fotografia non ve l'ho fatta mai vedere? Ma lascia stare la fotografia, io conosco i vostri No, gusti. tanto per avere il vostro Ma compiacimento. lascia andare. Un'occhiatina, guardate, brigadiere. Oh, Eh? e questa qua? Sì. Ah. E tu con una moglie così andresti a fare il guardiano notturno? E perché no? Perché con una moglie come questa di notte si resta in casa, e forse anche di giorno, in servizio attivo permanente. Bravo. Cominciamo bene, non è venuto manco a prenderci. L'importante è che venga domani mattina in chiesa. Speriamo. Ma se c'era tuo padre, dicevi che questo era un avvertimento della provvidenza. Mamma, pure tu, l'avranno messo di servizio. Sarà successo qualche avvenimento importante. Importante, Leti, tu lo sai. Quella deve stare attento solo che non calpestano le aiuole. Uffa, quando uno è comandato, fa la guardia a un ministro, a un bidone di benzina è la stessa cosa, no? Leti, ma sta frase non stava scritto sul muro di casa nostra? Lavora ai mercati generali, mica male, sai. Fa un corpicino. Solo che la sera non la fanno uscire. Mannaggia, a San Duide proprio oggi domani la colica. Ma perché c'avevi da fare oggi? No. Ma mi secca le stesse, poveraccia, no? Grazie. E domani che fai? E c'ho il matrimonio. Un matrimonio di un amico mio. Vuol dire che da domani c'è un disgraziato di più. Arena, tu la devi piantata per sempre l'ignorante, sa? Oh, ma che t'arrabbi? Sembra che ti sposi tu. E che c'entra? È un amico mio che mi sta caro.
E poi tu sempre con questi interrogatori, che fai oggi, che fai a domani, che si è fatta l'altro ieri. Mi pari per rimesse, mi pari. Ah, signor sì, se ti do tanto fastidio, mi sto zitto. E mi fai in paura di niente, mi fai. Ringrazia Dio che ci abbiamo l'ordine di andare in coppia, se no io adesso t'ammollavo e me ne andavo per conto mio. Anzi, ciao, ti saluto. Ma che mi lasci solo? Bell'esempio che danno ai ragazzini. E beh, e noi non gli abbiamo arrestato Pinocchio? Dai, botte! Ti dirò che se era sanduito mi faceva piacere. Ma sta risata la conosco. Ah, è Mattia. Ah, in libera uscita, eh? Gira un po'. Ti picchiasse un coppo a tutte e due. Quando ci sono certe facce in giro, io con i carabinieri mi sento più sicuro. E pure io. Ma che fai? Ti rifermi? Ah, si è fermata? Manco me ne ero accorto. Buongiorno, Fran. Scusi tanto, sa, ma noi siamo arrivate adesso con la corriera e dovremo andare da una mia zia che sta a Monteverde. A Monteverde? Beh, che c'è? No, dica è lontano, a Monteverde, Oh. 2 donne sole. Ma non ci avete un uomo che vi accompagna, non so, vostro padre? Mio padre non è voluto venire ed è rimasto al paese. E che te pare? Io ci avrei scommesso. I padri una volta mica le facevano viaggiare solo le figlie però, eh? Ma una volta c'erano pure i briganti col trombone. È vero, è giusto? Signorina, se deve andare a Monteverde, lei a Porta Pinciana trova l'autobus che la porta lì. Sì, sì. Questo lo so, ma... Voi non ci potete accompagnare, è vero? E no, io sto con lui. allora noi andiamo. E no, un momento. Ma come? Ve ne andate così, scusate? Non avete detto niente. No, dicevo, se c'hanno qualche altra informazione da chiedere, chiedete, eh? Noi siamo qui a vostra completa soggezione. Ah, senta, noi domani mattina vorremmo andare in chiesa. Ecco. Lei quale chiesa ci consiglia? Guardi, signorina, che a Roma ci sono più chiese che trattorie. Sì, ma io consiglio sempre Santa Maria in Trastevere. L'ho consigliata anche a quell'amico mio che si sposa, sai. E da Monteverde le fai sbattere Santa Maria in Trastevere? E perché? È un po' lontano, ma è una chiesa tranquilla e poi c'è anche più scelta per le messe. Ma scusi, secondo lei la messa più buona qual è? Sì. Signori, le messe sono tutte buone. No, e io invece la capisco. Ci sono stato una volta e la funzione più carina mi pare quella delle 8. Alle 8. Sì, ma gli pare o è proprio sicuro? No, è sicuro, alle 8 è sicuro. Facciamo così, noi ci andiamo alle 7 e aspettiamo dentro alla chiesa, va bene? Va bene, non so. Buongiorno. Buongiorno. Ah, signor sì, non la finivi mai? Che niente, volevi attaccare? Io, in servizio. E poi non l'hai visto che quello è un tipo di ragazza che o te la sposi o niente? Ah, beh, allora niente. E perché, scusa? Ma non hai visto? È una burina. A me non mi pare. Tu dici così, magari quella è maestra. E va bene, maestra burina. Dai, Sanzisti. Piano avanti. Signor, facetevi leggere la mano, signor. Signor, datemi la mano che ve la classe. Signor. Oh, sta macchina sta qui da 2 ore. E lasciali perdere, saranno 2 fidanzatini. Grazie, Ciao. amore. Fate rivedere. Ma tu ricadete! Scopriamo i 2 Rome! Scopriamo i 2 Rome! Le pongi scelto, Ignazio! Lupini! Le pongi scelto, Ignazio! Largo! Ernesto! Fate passare, largo! Che succede qua? Fermi! Alzatevi avanti! Tu! E stai ferma! Tu, smettetela! Ma che te sei scatenata per la mastella? Che è successo? Ma come parli? Parla italiano, non ti capisco! Dire 500 lire sono sue. E per 500 lire sta a fa? Ma lei come ha capito, scusa? Non capite bene le parole, ma il senso. Vabbè, il senso lo capiscono tutti, avanti, via, circolare!
Su, basta! Finita! Mettetela! Adesso basta, sai! Dai, Alzati e buona. cammina che sennò ti faccio male! E voi altri, Via. signori, Che sta allontanarvi. assembramento qua? Via! Non è Circolare. successo niente, via! Via! Circolare! Non vi fate vedere più da queste parti che vi porto dentro, sai! Avanti. Circolare! Circolare! Anche tu non ti far vedere più di qua! Allontanarsi! Circolare, prego! M'ha dato una botta quella. Si scelta la più formosa e quelle sono pure più forti. E Rutilio! 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 E dove sei ficcato? Arena. S'hanno rubato Rutilio. Ma com'è possibile? Mamma mia bella, e chi può essere stato? Rutilio! Rutilio! Scusi tanto, ha visto un cavallo? Scusi tanto, Ma che punizione prevede il regolamento? E che prevede? Prevede che mi addebitano il cavallo e che mi trattengono un tanto al mese sullo stipendio. E quando lo finisco di pagare? Quando sono maresciallo? Ma perché quelli che si fanno rubare il cavallo diventano pure marescialli? Arnà, ma che tu vado a scherzare? Questa è una cosa tragica, non capisci nemmeno quando è tragedia? Mamma mia bella. E mo come faccio, Renà? E che ne so io? Rutilio! Dio. Almeno i borghesi si possono rivolgere ai carabinieri. Ma io andato. È stata una girata d'occhio. Ah. Io ero appena sceso da cavallo. Ah, tu eri sceso da cavallo? Certo. No, perché se te lo fregavano mentre ci stavi sopra era più grave. Ma perché un carabiniere non può essere vittima di un furto come a un cittadino qualsiasi? Ecco, non può essere vittima. I carabinieri sono uomini come tutti gli altri. Una disgrazia può sempre succedere. A me stesso, quando facevo parte della banda del corpo, è che non mi portarono via l'astuccio del trombone. Lo vedete? Vabbè, ma però il cavallo non è mai successo. Ma con questo che volete dire? Io sono più cretino degli altri. Fragge, io non l'ho detto. E invece lo dovete dire! E credevo che fosse ovvio. E si capisce? E si capisce se... Ecco qua, a uno gli succede una disgrazia diventa subito cretino. Oh, Fragge, qua non si tratta di stabilire se tu sei cretino più o meno. Qui si tratta di salvare la situazione. Piuttosto. Come si può fare? E come si può fare? Facciamo una cosa, domani mattina. No, domani mattina. No. Lasciami continuare, domani mattina. No, domani mattina. Voglio finire il concetto domani No, mattina. domani mattina mi devo sposare. Ma non ti sposi, Fragge. Quello si sposa, con un guai come questo si sposa. Ma sentitelo, si sposa? Che significa? Prima il dovere, poi il piacere. Ammesso che il matrimonio sia un piacere. Che vuol dire? Data la disgrazia, virgola, il matrimonio è rimandato, punto. E a quando lo rimandi? E dopo domani devo partire per Torino. E va bene, a quando ritorni, tra un anno, che ne so io. E si capisce. Lasci il cavallo per un minuto e non lo trovo più, figuriamoci se lascio la fidanzata per un anno. Va bene, ma almeno la fidanzata non te la debita. Anche questo è vero. No, non è possibile. Domani mattina Letizia alle 8 in punto mi aspetta a Santa Maria Andra Stevere. Santa Maria Andra Stevere, è che ci vuole che è la fine del mondo. Tu l'avverti che si faccia una dormitina fino a mezzogiorno. E come l'avverto? Io non so nemmeno a dove è stato. Da una zia a Monteverde, ecco tutto quello che so. Mannaggia Santo Vito, mannaggia. Ma che ci mettiamo a bestemmiare adesso? No, Santo Vito è un compagno mio, che se non mangiava come hanno sfonnato, non gli veniva la colica. Io non lo dovevo sostituire, almeno il cavallo lo rubavano a lui. Bartolo Pucci Francesco. Signor sì. Voi domani mattina vi recherete in Santa Maria in Trastevere. Avvertirete la zietta, la zia, la comare, la fidanzata che il matrimonio comunque è stato rimandato. Sì. E intanto noi cerchiamo il cavallo. E dove lo cerchiamo? Alla ricerca del cavallo ci penso io, Sì. Questa notte mi preparo un piano scientifico. E se scientificamente non troviamo niente? E allora, Franci, guarda, archiviamo la pratica, il guai che dovevi passare stasera lo passi domani. Tanto domani un guai sempre lo devi passare, no? O la moglie o il cavallo. Vabbè. Ma intanto io stasera in caserma come ci rientro col monopattino? Guarda quel buco nella saracinesca, lo vedi? E certo che lo vedo. E ficcaci dentro il tuo vigile occhio. Che cosa vedi, dimmi? Una carrozzella con un cavallo. E se ci togli la carruzzella, che cosa ci rimane? E io dovrei rientrare in caserma con un cavallaccio da strada. Ma perché inutile eri ingegnere, eri architetto? Oh, ma bada che là ci vogliono soldi, Vabbè, a questo punto qualunque cifra. Il milionario? Ci vorrà un 10.000 lire. 10.000 lire per una notte. E che è Marilyn Monroe? Ecco qua, qualunque cifra. Sbrofone. Chi c'è di guardia? Meno male, c'è Mattia. Abbassati così mi metto a paro.
Ehi, mi raccomando, fai presto. Carazietta, niente matrimonio, devo pensare alla mia carriera, tu pensa alla tua. Statti bene, segui lettera. Vabbè. È arrivata, Letizia! Franco, ma non ti sei messo manco un vestito nuovo? Vieni, Letizia, devo parlare un momento. Io pure, Franco. Ti volevo dire che mi era venuto qualche dubbio. Come sarebbe qualche dubbio? Io ci ho pensato, il matrimonio è una cosa importante. E se capisci che è E importante? noi due invece lo dobbiamo fare in segreto, di nascosto, come fosse un peccato. E allora? E poi papà che è contrario. E vabbè, quello è sempre stato contrario. Insomma, ti stavo quasi per scrivere di lasciar perdere, che non me la sentivo più. E allora perché non me l'hai scritto? Perché ti voglio bene, Franco, e ti voglio sposare subito. Sono tanto contenta che ho passato tutta la notte a piangere come una stupida. Amore mio. E mo che fai? Ti metti a piangere da volta, mo? Non ti è bastata tutta la notte. Su, signorina, non se la prenda la vita dei giovani, come dice il poeta. Quello che non è oggi sarà domani. Lei è lo testimonio? Io? Ma io... Beh sì, Francuccio Sì, me l'ha scritto. È tanto affezionata a lei. vabbè, ma Francuccio le avrà detto che Leti, io... noi andiamo a che chiudere un momento la macchina Ma- con tutti i ladri che ci stanno in giro. Un attimo e torniamo subito, eh? Pure la vettura, Franco, ma ti sei data le spese pazze. Franci, di la verità, tu non l'hai detto niente. Un momento, adesso glielo dico, che bisogna anche trovare la maniera. Perdiamo tempo. Va bene, perderemo tempo, ma ci vuole un po' di tatto, Beh, no? Dove andate? adesso glielo Venite. dico io. Eh? Glielo dico io. E no, casomai tocca a me, scusate. E decidete, figlio mio, ma che stai aspettando che Rutilio viene qua a farti gli auguri? E mannaggia, venite qua, mannaggia! Che bestemmia. Ma no, manca mannaggia se può dire. Scusate. Ma lascia fare a me. Non è... Scusi, padre. Desidera qualcosa? Mi dica la verità, è qui che alle 8 si celebra un matrimonio? So che c'è un battesimo a mezzogiorno. E alle 8? Sì, mi pare che ci sia anche un matrimonio. Sì, ma non sono gli stessi del battesimo, però. Lei non si vuole compromettere e fa molto bene. Infatti sono stato tentato ad andare al comando dei carabinieri a dire tutta la verità. Lei mi capisce, vero? No, guardi, io proprio non la capisco. Ah, lei non sa che lo sposo è un carabiniere, no? Senta, ma io intanto non so chi è lei. Ui, ma quello è papà. Dove? Papà! Saverio! Papà! Mamma, mi si è fatta proprio contenta. Grazie di essere venuto. E vieni. Lasciami stare, io me ne stavo andando. Grazie, Ma vuoi papà. finire? Meno male ti sei decisa. Hai fatto proprio bene, Saverio. E su, mo fa la faccia contenta, che Francuccio è un bravo giovane. Ecco, adesso non c'è più niente da fare. Perché? È arrivato anche il padre. Meglio ancora, tu gli dici, avevate ragione di essere contrari al matrimonio. Prendetevi vostra figlia, il matrimonio lo faremo in un'altra occasione. Brigadiere, ma l'avete guardato? E lo guardate, beh. Si è vestita pure di bianco e adesso si è messa anche a piangere tante Che ragioni. No, piange? piangeva, veramente. Piangeva. Brigadiere, tra un'ora tutto è finito e pensiamo a Rutilio. Io te l'avverto. Se mi chiama papà faccio lo sproposito. Esagerato. Vabbè. Sul serio? Franco, Sì. è arrivato papà. Sì, l'ho vista, amore. Venite, brigadiere, ci dovete trovare un testimonio perché voi da solo non bastate. Pure? Il matrimonio. Per me neanche mio padre si sarebbe dovuto sposare. Buongiorno, mamma. Buongiorno, Franco. Buongiorno, signor Maimone. Permettetevi presento il brigadiere Greppi, la mamma della sposa. Molto Lieto. piacere. Il signor Maimone. Lietissimo. Beh, è difficile che saluta la mattina. Eh. Andiamo, che ci stanno aspettando in chiesa. Che figura. Ma noi non ci conosciamo. Noi? Finora non ho avuto mai a che fare con i carabinieri. Papà. Va bene. Vuol fare il testimonio? No. Va bene. Vuol fare il testimonio segreto? Quanto mi date? Gratis, che per interesse. No, gratis non lo faccio. La faccio io. È un matrimonio segreto. È un matrimonio segreto? Ah. È un matrimonio segreto. Come? Sposa un carabiniere in segreto. In che? In segreto! E le fedi? Sì, ce l'ho. Cappuccino per le signore? Grazie. Vuole? No, grazie, c'ho un dente che mi fa male, non posso mangiare le patatine. L'oranzota per Grazie. chi? Oranzota Ah, è mia. al brigadiere. Chi ha ordinato la camomilla? Io. A papà Grazie, della grazie. sposa. E questo per il dottore. Dottore. Adesso arrivano le Grazie. brioche.
Non c'è mica un girino? No, lei? non fumo. Non fumo. Mi Chi ci dispiace. avrà un girino qua? Bello! Che è? Un accendino. Ah, e questo è proprio quello che mi ci vuole. Minaccia. Mi sono scuttato un pochetto. Grazie, Letizia. Letizia Bartolomucci. Sì. Franco, mi viene da piangere un'altra volta. No, fai subito un'altra cosa, bevi il cappuccino. Non si dicono le paroline all'orecchio, non sta bene. Beh, Che fate adesso? È l'orecchio della moglie, eh? È vero, signora? Abbiamo anche il testimonio spiritoso. Sì. Alla salute degli sposini facciamo il brindisi coi cappuccini. Bravo! Guarda come si diverte tuo suocero. No, anzi oggi è sorridente. Ah, sì? Sì. Lei te lo ricordi il matrimonio di Concettine? Non avevo mai visto fare le cose così in grande. Grazie, quello ha sposato un ragione. 32 Dai. bottiglie di spumante. Spumante francese. Non lo so, perché non conosco le lingue. Signor Maimone, figlia unica? Vostro marito non se lo ricorda, è figlia unica? Unicissima. Ah. Lo zucchero bravino. fa molto bene alla salute, va bene. Ha ragione. Signor Maimone, di che cosa vi occupate? Degli affari miei. Oh, ma insomma, Brigadiere, voi avevate chiesto una brioche. no, perché tuo suocero è anche un bocca fuori. oh. Scusate, perché se papà non era contento di venire, glielo ordinate di E venire. va a bene, papà. brigadiere, pigliatevi la brioche. Queste sono fresche. Mamma, ci sta pure una pastarella. Con permesso un momento, vado a chiamarlo e veniamo subito. Non vi muovete. La pastarella è mia. Ah, mi scusi, prego. Lo zucchero mi piace. Sì. A casa non me lo danno mai perché dice che ho il diabete. Ah, beh, allora. Diabete. Sì, quello. Il testimone c'è il diabete. Chi se ne fotte il diabete? Il diabete è maestra. Se non lo sa lei. Complimenti. Maestra aggiunta alla scuola rurale di Valle Fratta. Ditemi un'altra cosa, signor Maimone, dove avete fatto il militare? O fammi ancora. Non c'è risposta. Ho domandato a vostro marito dove ha fatto il militare. Mi pare gradisca. Ah, ostra, che... Che dritto che sei, cammina. Ma è quella di ieri, è bravo signor Sì. Zitto! Ma come mai trovato? Santa Maria in Trastevere, no? Il sagrestano mi ha detto che il rinfresco era qui al chiosco del Bibitaro. Ieri facevi finta che non la conoscevi, e mo ho capito tutto. No, ma che hai capito, scusa? Ma dai, con sta faccia da seminarista lui buono si dà da fare con la sposina, eh? beh, Ma il marito sai. chi è? Quello coi baffetti? Sì, è quello coi baffetti, hai indovinato, bravo, quell'anziano. Certo che lei è buona forza. beh, sì, sai com'è. ti capisco. No, ma non hai capito niente. Vabbè, allora so cieco, t'ho visto, facevi il traffico con la manina sotto al tavolo. No, ma insomma, che vuoi da me, Renà? Che sei venuto a fare Ma qua? come che voglio? Guarda un po' che roba. Che c'è? È quella che lavora ai mercati generali. E beh, Ha portato un'amica sua, no? E io che ho pensato? A te, ma hai preso la grattachecca? Sì, l'ho Allora preso. fai gli auguri agli sposi e via. ma che sei matto? E quando ci ricapitano due donne così? Ma le hai viste? Guarda. Renata, sei scordato che devo cercare cavallo? E qui lo cerchi il cavallo. E adesso lo vado a cercare, Ma no? che fai? Mi lasci sola? Vengo subito, vai su, che adesso vengo, signora. È paesana, ma è scappata forte la sposina. Renà, vattene, mi fai perdere tempo, Oh, mannaggia. sarò all'antica, ma quel poveraccio coi baffetti mi fa la pena. Pure a me un po'. Beh, No, dicevi io sono scapolo perché sono anch'io contrario al matrimonio. Io sono contrario a certi matrimoni. Ma ormai è fatta, Maimone. Chi era? Un amico, un cretino. Allora, vogliamo andare, che si è fatto tardi. Ecco, Tenga, sono 18. Che mo? Oh, i confetti. Ah, è vero, scusa, zia, ma voi non dica la capa in cima alle spalle. Ha detto che oggi è un po' frastornato. Sì. Francesco, ma questo dialetto non te lo levi mai, tu non ti applichi. Sì, ma quando mi ritrovo con la gente dei Grazie. quarti mica parla I confetti con la te. Ah, tre su. Tre per Devono uno, essere 3, deve essere il numero dispari. buoni, Ma Tre a papà della sposa. Grazie. Papà, Tre i al confetti brigadiere. non gli piacciono a papà. Auguri! Tre. Auguri! Grazie, grazie. È citrato, ma porta Anche a lei. fortuna lo stesso. Viva gli sposi! Viva gli sposi! Adesso che anche la cerimonia del citrato è stata lietamente esaurita, vogliamo andare? Sì, io vado a pagare il conto. Viva gli sposi! Viva gli che sposi! simpatico! Proprio simpatica assai. Viva gli sposi! Bravo, Ed è simpatica sto allegria. testimonio. Sapete, questa faccia è lunga per proprio un funerale, che ma l'auguri mamma. Viva gli sposi! Viva gli sposi! va bene, grazie. L'abbiamo capita. Quindi... Ah, no, è giusto, è giusto. Scusi, l'ha perso lei il cavallo? Sì, dove sta? Eccolo, stava qua per terra. No, grazie, non è il mio.
Ecco la padella, mo la metto qua dentro. Auguri, ancora auguri. Altrettanto a lei. È stata una bella cerimonia, però, eh? Grazie. Auguri, Mi auguri. raccomando, figlia mia, non mi far stare un pensiero. Ma che dici, mamma? Stasera sono di nuovo al Io paese. ti aspetti l'invito. Ricordati che all'ultima corriere parte alle 9. Che c'è? Ma che intenzioni c'ha tua moglie? Perché? Si porta presso una padella. Ah no, quella è un'usanza delle nostre parti. La sposa non può consumare il matrimonio se per buon augurio prima non ha fritto un pesce in una padella nuova. Ma questa è un'usanza barbara, ma come una sposina che dovrebbe stare tutta profumata se ne va a letto con una puzza d'olio Beh, se fritto. quella ci crede, lo Brigadiere, io la sa. saluto e la ringrazio per quanto ha fatto per noi. Non c'è di che, ma io vengo con voi. Sì, lui viene con noi. Mamma! Lui viene con noi. Eh sì, oggi senza di lui non saprei come fare. No, poi ti spiego, adesso sali in macchina. Che Dio ti benedica. Arrivederci, mamma. Figlio mio. Signor Maimone, io... Fattemela bene, Francesco, tu sei un bravo guaglione. Sì, grazie, papà. Arrivederci. State attento con sta macchina, mi raccomando. State tranquilli. E mo che fai, se vi piace? Sì, io. L'hai trovato. Andiamo, prima torniamo a casa e meglio mi sento. Ma non potevate avvertire subito i carabinieri? Come? Quelli veri. Ma questo è già offeso. No, zietta mia, me lo devo cercare da solo. Ah, è proprio Ma oggi? vedrai che non dobbiamo rinunciare a niente. In mattinata il cavallo lo ritroviamo. Il dispositivo delle ricerche è bello e pronto. Lo vedi? Scatterà al momento opportuno. Già. Sono armato di pistola. Andiamo bene, ma pure la pistola. Ma stai tranquilla, ci resta tutto il pomeriggio per la luna di miele, amore. E se non sarà una luna piena, sarà una mezza luna. E beh, che vuoi fare? Aveva ragione papà. Vedrai che quello ti mantiene a mezze porzioni. E figuriamoci, tuo padre ha buono quello. Ecco, ci siamo appena sposati e tu già cominci a parlare male di mio padre. Sì. Veramente ne parlava male anche prima. E grazie, non mi ha mai potuto soffrire. Aveva ragione, lo capisco adesso che è troppo tardi. Tardi fino a un certo punto, la padella è ancora nuova là. Quando resterò vedova ci penserò in un bello pezzo prima di risposarmi. E mi dispiace per te, signora maestra, ma io ho la linea della vita lunga. Ma guarda come guidano! Mannaggia, da qua! Oh, ma che fai? Quello è mio! Ma che vi siete portati anche il pesce? Già. Sì, signora, anche il pesce, perché la disturba? Mi disturba sì. Sentite chi parla di disturbo. Ah beh, ho capito, ma ecco. Ma che mi tirate il freno? Voglio scendere. Perché? Perché io non sono il tipo che si fa fare l'allusione a una ragazzina. Voglio scendere. Ecco, il cavallo ve lo trovate da voi, Ma a me che me ne frega. fai per il bambino, Letizia, ti prego, sii buona, cerca di capire. Io devo ritrovare Rutilio, sai? Amore. Francesco, almeno vogliamo andare. Sì, andiamo via. su. Sbrighiamoci. Scusa, amore, siamo tutti un po' nervosi. E mo? Ma che succede? Ma sentite che minimo che c'ha sta macchina, io non lo so. Voi ma ti affittano certi scassoni, sa? E mo continua sempre così. Prima mossa per illustrazione a Porta Portese, il ventre di Roma, il paradiso dei ricettatori. Io passerei direttamente alla seconda mossa. No, Leti, il brigadiere ha ragione. Tutta la roba rubata finisce qua. Si trova tutto. Anche se ti serve un re, tu vieni qua e loro non si meravigliano. Ti domandano solo... Come lo volete? Bianco. Allora De Marmo. Questo l'hanno trovato in uno scavo. Magari. No, questo è un po' troppo piccolo. Allora volete quello di un monumento, ma bisogna aspettare qualche giorno. Ma no, noi lo cerchiamo vero, un cavallo vivo. Audello, se vuoi rimediare un cavallo vivo? Io ci avrei una bella sella. No, la sella già ce l'ho. Oh, e che te sei fatta la sella prima di fatta il cavallo? La sella non se l'ha comprata, ce l'aveva. E allora fatta sta frusta. La sella ce l'hai, te do pure un par di speroni, appena trovi un cavallo non ti manca più niente. Sì, ma ti ricordi che numero di zoccolo calzava Rutilio? Ah, per piacere. Poteva essere una pista. A giovanotto, ho risolto il problema. Scusa, mi permetti? Che? Ma invece del cavallo, perché non te fai la bella la E c'hai ragione, se devi andarti tu, che ce vai col cavallo? Potrebbe essere un affare. Scusa un momento, siccome a noi ci è capitato...
come fa l'autobus a passare qua in mezzo? E infatti non ci passa, la fermata è in vendita. Se gli interessa. No, grazie, io che ci faccio? E se la mette sotto casa c'è sempre l'autobus a portata di mano. Capo, può interessare a lei, gliela incarto. Ma far deposito. Se è così, perdete tempo, date retta a me. Non è qui che lo potete ritrovare. Allora, E allora la prima è stata una mossa sbagliata. E noi passiamo alla seconda, galoppatoio, informazione presso amico ladro di cavalli. Giovannotto, ho sentito i vostri discorsi. Sì. Io ce ne avrei uno nero, se interessa si può tingere. Vieni le dita. Brigadier, vi pare che se sapessi qualche cosa non ve la direi, ma avete arrestato tante di quelle volte che sono stato più spesso con voi che con mia moglie. Lui diceva che per colpa mia non poteva avere figli. Ah sì? Infatti da quando siete andato in pensione ne ho avuti già 3. Francesco! Veniamo, subito. Va bene, ma secondo te chi è che ne potrebbe sapere qualche cosa? Che devo dirsi? Se il colpetto l'avessi fatto io, come prima cosa, trattandosi di un cavallo militare, gli avrei fatto cambiare i ferri. E perché? Perché quelli si riconoscono. È giusto. Sti lavoretti li fa Luigino, il maniscalco che sta proprio di rimpetto all'Arco di Giano. Prima di finire la discesa voi prendete e girate a destra, anzi non ho che dico a sinistra. E vedrete che vi trovate proprio di fronte a un muro, lì fermatevi. Sotto a quel muro lavora Luigino, presentatevi a nome mio e vedrete che si metterà a vostra disposizione. È una persona tanto a modo. Ma ieri non ferati 100 dei cavalli. Sì, ma questo era un balzano da 3. Ma che volere che mi ricordo. E allora cerchi di ricordare, quello è un cavallo militare. Sì, bianco con una stella in fronte. Ai cavalli non gli guardo la fronte, gli guardo il... se avesse detto il posteriore avremmo capito lo stesso. Era meglio se restava in macchina. Era meglio se restava al paese. Ma il vostro amico fraterno Ughetto, Ma quale amico? Ughetto, quello dell'ippodromo, Ughetto. Quello è un disgraziato, so 2 anni che mi deve dare 5.000 lire. E chi lo Ditagli che se non me le porta, io lo svelico. riferiremo. Non ci venite Non vi più qua preoccupate. dentro. Sì, non dubiti. Capito? Sì. Se no denuncio a lui e a voi. Qual è la quarta mossa? Irruzione nel circo equestre Togni, alle falde di Monte Mario. Ah. Così se non trovate il cavallo vi fate da una bella foca ammaestrata. Beh, però è spiritosa. Certo che rivendere ai detti un cavallo rubato è il modo migliore per non farlo riconoscere. E già, fanno così pure con le macchine. La rubano sana e le rivendono a pezzi. Buongiorno, permette? Bartolomucci Francesco, il brigadiere Greppi. Lietissimo. Dottor Chiantini, piacere. Ah, il dottor Chiantini. Senta Chiantini, noi siamo venuti qui al mattatoio innanzitutto per ossequiarla. Sì, e poi per dare un'occhiata ai nuovi cavalli. Già, prima che li mattano. Non sei tu. Fra tutti i cavalli che abbiamo visto, quello che somiglia di più a Rutilli è questo signore. Io ve l'avevo detto che non c'era. No. Ieri è arrivato un solo cavallo, nero, di razza araba. Sì, l'ho visto là in fondo, il quarto a sinistra, quello azzoppato. Come diceva? No, non è stato lui. Ah, non è stato lui, scusa. Sì, si è azzoppato ieri sulla via Cassia e il padrone, uno zingaro, l'ha portato qui. Ha detto uno zingare? Sì. Brigadier, le 2 zingare. Quali zingari? Quelle che litigavano ieri a Villa Borghese. Beh, Ma è chiaro, stavano d'accordo con quest'altra zingara qua. e non me lo potevi dire prima. E io adesso l'ho capito. Allora tutto è chiaro. Ecco com'è. Visto, E voi altri parlate sempre male dei carabinieri. Sempre, Sì. sempre. È bastata una piccola traccia che tutto è stato ricostruito. Già. A uno zingaro gli si azzoppa un cavallo. Sì. 2 zingare fingono di litigare, attirando l'attenzione di un Di un poliziotto, di un poliziotto che scende da cavallo. Lo zingaro ne approfitta e si frega la bestia. Tutto chiaro, tutto risolto. Glielo dica ai suoi amici disfattisti, glielo dica. Ma guardi che io... Grazie, andiamo. grazie tante, signor Chiantini. Lei ci ha detto proprio quello che volevamo sapere. Dai. Tenga, ha già lei c'ha pure le mani. Grazie, arrivederci. Hai visto come ha funzionato il mio piano? Vabbè, ma pure io vi ho aiutato. Ma il piano è mio, per carità. E in viaggio di nozze dove sei stata? A Venezia, a Firenze, a Sorrento? No, la luna di miele l'abbiamo fatta in una stalla, dal maniscalco e al mattatoio. Ehi, Francesco, che i sinti hanno stanziato al paccalino. Come avete detto? Non hai capito? Niente. Se dobbiamo andare dagli zingari bisogna che tu impari il loro linguaggio, sennò quelli sospettano, sono furbi come diavoli. Ah sì? E allora? È ancora intero e già diventate bistecche a lumbatine. No, sì, quello è ancora vivo. Siamo sulla buona pista. Ma voi lo sapete dove si trovano questi zingari? Il cavallo si è azzoppato sulla Cassia, quindi andavano al lago di Bracciano, si riuniscono sempre lì. Ah. Dirigi la ruzzicosa sul paccalino. La ruzzicosa. Ma come parla?
Da zingaro. Parlo il turchino, signore, una lingua che non si studia sui libri di testo. Ah, e con questi maestri impari proprio bene l'italiano. Sì, ti prego, stiamo a pensare all'italiano. Ma che è sto paccalino? Paccalino significa paese. E vabbè, andiamo al paccalino. Al paccalino ci andate voi, io scendo. No, ti prego, zia, fra andate e ritorno in un paio d'ore è tutto finito. E poi andiamo subito a casa del brigadiere. Già. Ci vai con Rutiglia a casa del brigadiere. Abbiamo fatto il matrimonio segreto e mo facciamo la separazione segreta. Dalla Mastella io non ci vengo, non ci voglio venire mai con te. Ma ti prego, Letizia, essi ragionevole. E poi parla italiano, se no qua il brigadiere non capisce niente. Io voglio scendere. No, tu stai qua e ne scendi. Io scendo, se no scendi tu. Ma invece di uno di voi due non potrebbe scendere questo schifo di pesce? Mi sbaglio o ha fatto un gestino con la manina quello? Avrà voluto salutare. Ah sì? Peccato che gli mancavano proprio le dita di mezzo. Non ci ho fatto caso. Io sì. Franco, speriamo di ritrovarla, Rutilio, se no mi dispiace pure a me. E com'è? Adesso non ti sta più antipatico. Ho detto così, tanto per dire, ti ho pure detto tante altre stupidaggini, ma io ti voglio bene. Se almeno stavamo soli, senza questo rompiscatole sempre appresso. Francesco, sai che ti dico? Sta Mecca mi sta sficendo in arci. No, voi dovete parlare italiano, mo che vuol dire Mecca? Ragazza, Letizia è una Mecca. Hai capito? E tu sei un giacco. E voi? Un altro giacco. Ah beh, allora non è un'offesa. Ma che offese? I giacchi sono i carabinieri, gli zingari si chiamano Sinti e il cavallo Burgio. Ah, sicché a me i Sinti mi avrebbero rubato il burcio. Non si dice rubato, si dice cuccato. E mangiare, come si dice? Smorfire. Smorfire. E allora io voglio smorfire, perché è da stamattina alle 5:30 che non ho smorfito niente. Ah, e vabbè, vuol dire che appena ci fermiamo ci facciamo un bel panino con la mortadella. Che bellezza! Per tutta la mia vita io ho sognato di fare un bel pranzo di nozze con pane e mortadella. Ma che vuoi da me? Vuol dire che rifaremo tutto da capo, dalla cerimonia al pranzo di nozze. Mamma mia! Che paura! Ma che fai? No, avevo calcolato che c'entravamo giusto e giusto. Giusto e giusto. Ma ferma là, coso là. Ma dove siamo qua? C'è il passaggio a livello chiuso, ecco perché. Il cadavere è sceso a prendere una boccata d'aria. Sì, usciamo, approfittiamo. Qua ci vuole una boccata d'aria. Tieni, amore, lo guardavi con tanto desiderio. Le dà fastidio sto cattivo odore, eh? Sole, acqua e alberi. No, questo per me è come se fosse un profumo di cotì. Scusi, è lei quello che mi ha superato un momento fa? Sì, perché? No, io volevo dire, è inutile che fa il muggito, tanto si capisce lo stesso, sa? Hai visto? Mezz'ora d'attesa e poi è passata la freccia del sud. Grazie, Prego, prego. Momento, La facciamo questa pazzia? Che pazzia? Partiamo, sì o no? Ah, sì, un momento. Questa c'ha 9 cavalli, sa, mica ce n'ha uno. No? Ecco, ecco! Francesi, aspetti a me, io sono pronto. Si sarà freddata. Lo si riconosciuti? È Taruffo. Mo parte per un chilometro lanciato. Franco, io capisco che guida male, ma mette in moto la macchina, è la cosa più semplice di questo mondo. Visto che è tanto semplice, perché non la guidi tu, Avanti.
La marcia. La marcia? Ah, sì. Ecco la marcia. Mamma mia. Vorrei vedere a te. Piano, piano, vai piano. Non ti preoccupare, Franco, stai tranquillo, ho la patente di 3° grado. Pure. E che tu vuoi mettere a fare, la camionista? Se non dovevo manco imparare a guidare la macchina me lo potevi dire, così mi facevo monaca e buonasera. Sì. Ah, hai capito. Dunque noi siamo i giacchi e loro sono i sinti. Le scarpe sono le fangose e il bacio, come si dice il bacio? Gustoso. E c'hanno ragione i sinti. Dunque il telefono è il baccagliante e... Oh, e il seno come si dice? Prima il bacio, mo il seno, ma per cercare un cavallo ci sta bisogno di ste parole. È vero. Ah, rieccolo quel cornuto. Niente fa passare. Andate, gli fa passare. Ma perché? Che t'ha fatto, poveretto? Qui, che c'è? Niente, qualche cacciatore. E allora deve essere un cacciatore che spara molto male, perché ci ha colpito una ruota. Ma perché abbiamo bucato? Già. Eccola qua. Francesi, vuole molto? Ancora un momento. Ma quando vi spicciate? Io mi sono scocciato di fare il triangolo qua. Ecco. È quasi fatto. Scusa, Francesco. Fai. Passami il girabacchini. La vita bulloni. Ah, sì. Ecco, tieni. Ma no, questa è la chiave inglese, no? Ecco, questo. Ah, sì. Quello. Lascia, zia, abito io. No, è così, sviti. Ah. Così. E beh, tu c'hai il 3° grado. Su, finisco io. Tu incominci a mettere a posto i ferri. Sì, subito. Oh, scusa, Franco, ti ho fatto male? No, niente, amore. Ti voglio bene. Non ne posso più. Pure io, Franco, ma non si può. Mannaggia, Rutilio, mannaggia. Avete fatto? Ancora no! Bartolomucci Francesco. Ehi. Oh! Ma insomma, io sto lì a fare lo spaventapassero e voi state qui a fare la luna di miele. Allora prendetevi la chiave di casa mia e non se ne parla più. Io c'ho da fare le nottate. E se a te non interessa Rutilio, ma figurati a me. Gli interessa, stia tranquillo. Scusate, brigadiere. È stato un attimo di smarrimento. Sì, capisco, la ragazza merita, ma bisogna essere uomini. E appunto per questo. Tu poi non avevi visto niente, tu. Che sta a guardare qua? Ma guarda le pecore, va. E rientriamo nella ruzzicosa sul paccalì. Capirete, vi lasciate là in mezzo in pericolo. Io ho un'età. Almeno se potesse mangiare. Franco, io tengo fame, quante volte te lo devo dire? Una sola, amore, ma appena troviamo un posto dove comprare qualche cosa. Beh, se volete mangiare un pesce fresco che sembra pescato in una fogna, eccola qua,
No, brigadiere, quello non si può mangiare. È un augurio di abbondanza che la sposa non può consumare il matrimonio. Se prima non fa la frittura di pesce. Sì, in una padella nuova. Ah, già ve l'ho detto. Ah, stavolta abbiamo bucato 2 gomme. No, adesso è proprio un cacciatore vero. Tempi brutti per le quaglie. Tanto per la precisione, non è tempo di quaglie, ma di allodole. Ah, niente, ti fosse pigliata pure la patente di caccia. Sta attenta a questa, lo dico. Fermatemi! Per piacere, signor, fatelo per Sant'Antonio. Accompagnatemi fino allo paese. Sì, subito, perché? Che è successo? Gesù Maria, io me lo sentivo che doveva succedere. Fate presto, per piacere, fate presto. Ma che state, signor? Ma che vi sentite male? Quello l'ammazza, povera figlia mia. Ma chi è che l'ammazza? Come Un l'ammazza? mascalzone si è chiuso in casa con ritarella mia. Ha pure sparato 2 schioppettate a mio marito. Fate presto, portatelo dai carabinieri. Ah, questo è il cacciatore di poco prima. già, quello che abbiamo sentito. Mettete in moto, a chi aspetta? Per piacere. Accompagniamolo dai carabinieri, via. Brigadiere, perché noi che siamo? Dove sta? Rangu, no! Ma dov'è quello mo? Ma che fa? Lo manda solo? Perché ce l'ho mandato io? Madonna Santissima, così perdiamo tempo. Assassino! Me la tocca quella! È meglio pure per te, vigliacco! È un assassino! Zitto. È inutile che chiami gente! Tengo proiettile per tutto il paese! A chi la volevi dare tua figlia, eh? Allo principe! Quella non la vuoi dare a nessuno! È una creatura! C'ha 17 anni! E vieni a vedere mo che sta senza vestito! Fermi che c'è un matto che spara! Dove sta? Si è barricato in casa con una ragazza di 17 anni! E tu chiamalo matto! Senti, Pasquali, corra al distributore della benzina, di a Vincenzo telefona alla polizia e fai il giro lungo della siepe, capito? Corri! Sta attento! Brigadiere, mica possiamo stare qua senza far niente! Ma perché di a noi? No, lasciami! Ritere, se te stanno fuori i genitori, digli di starsene buoni! Da voi, sta ferma, Ritere! Non mi tocca Lazzaro, no! Ma che t'ho fatto? Ci sta una scala esterna là? No, sta dentro. Mannaggia! E là sotto che c'è? Ci sta la stalla per i bovi. Ah. Venite qua. Sì. Voi dovreste fare una corsa fino a quel trattore laggiù e poi torna indietro. E perché? Ah, così quello vi vede e vi spara addosso. Ah, hai fatto veramente una bella pensata, ma che sei impazzito? State tranquillo, al corso ci hanno insegnato che in questi casi il delinquente si emoziona e spara male. Lascia perdere il corso, quello non si emoziona e spara bene, oh! Allora ditelo che ci avete paura. Perché non te l'ho detto ancora? Rangu, che vuoi fare? Non gli dia retta, brigadier. Levatevo che faccio da solo. Aspetta, dove vai da solo? Il brigadiere Greppi ha fatto sempre il suo dovere, anche quando aveva paura. Allora forza, appena scaricata la doppietta, vado verso la stalla, capito? No, Frangu, è troppo pericoloso. Ah, io faccio da bersaglio e per Franguccio è pericoloso. Stai giù. Allora state accorto, Frangu. E uno! Forza, brigadiere, che ce n'è un altro! E 2! No, Frangu, Lasciami. no, non andavo. No, Francesco, non lasci andare. Ritere, l'ho ammazzato! Sono un assassino, Ritere! Io no. Chi è? Dove sta? È là! È uno che non conosco! Ma io non volevo, Ritere! La colpa è loro! Io ce l'avevo avvertito! Questo mi fa venire l'infarto. E adesso che può fare? Ma tu ci sei? Non ti venga! Ma che sta a fare? Non lo so.
fa incattivire. Peggio per loro. E mo basta, Rita Re. È meglio pure per te. Convincite che tanto qua non ci faccia avvicinare nessuno. Non ci hanno voluto far sposare con le buone, potevano volere con le cattive. No, ma non te potrei più guardare a faccia, hai ragione, hai ragione. Che sono cafone, e i cafoni non ragionano. Lazzaro di buono, pensaci, tu non sei cattivo. No. Aiuto! Rita Re, ma che vuoi fare la doccia prima, povere signore? Manda via! Ferma! No, Lazzaro, no! Rita Re, mo è pure per un puntigno d'onore, tu da qua non esci! Non ti posso lasciare andare. Capisci, per Rita Re? Lazzaro, fallo per me! Che parlo io, mi pare! È inutile! Quello non la consentirà mai, Rita Re! No! Aiuto! Salta! Attento! Non ti preoccupare! Arrendete! Non mi costringi a farti male! No! Piglia quella corda che gliela cavo! Ma che fai? Dove lega lui? Aio, mannaggia! Levati, Rita Re! No, Lazzaro, per carità! T'arravoglia gli intestini come una forcattata di maccarone! Fermo, sono un carabiniere! Ancora per poco! Fermo come ti trovi, carogna. Brigadiere, se non arrivava a tempo, mo l'arrovinava questo. Cammina. Se credeva di impressionarmi col forcone, sto imbecillotto. Vieni! Che t'ha fatto? Ah, signor, quello non gli ha fatto niente, ma se non l'ha portato via, gli faccio io qualche cosa. Chi? Franguccio! Sì. Ho avuto tante paure. Perché io no? Indietro, è la legge che ci pensa! Io lo sotterrerei nella concimaia, altro che la legge! Tu figlio di una vacca! Tu vado come Non ce l'avevo mica con te! Ci mancherebbe anche questa! Arrivano adesso i carabinieri, mo che tutto è finito. No, e questo non lo devi dire. Perché? Carabiniere a cavallo Bartolomucci Francesco, momentaneamente appiedati. Portatevelo via, sto delinquente! Indietro, state indietro! Tu, Indietro! Volete stare indietro! Fammi indietro! Indietro! Stiamo indietro. Non ti preoccupare, Rita Re! Io torno presto! Voglio andare con lui! Non vieni svergognata! Non vieni svergognata! Aspetta, per Rita Re! Non gli darrete a tuo padre! No! Lasciatelo! Non ho fatto niente! Non ho fatto niente! Lasciatelo! Io torno presto e poi non ci lasciamo più! Lasciatelo! Io ti voglio bene! Ma come? Quello è il mostro che tu hai catturato? No, lui è normale, là la matta è lei. Ah, certo che per agire così quel poverino doveva essere veramente innamorato, Mi scusa tanto se non ho mai sparato addosso a tuo padre, sa? Il poverino. Lo sai che se non arrivava a tempo là il poverino gli faceva la festa a quella?
Così sta di nostri visi. 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 Così sta di nostri visi, te l'avevo detto che ci avrebbero scambiati per veri zingari. Hai capito con onore? Così sta dei nostri visi. E mo questo che sarebbe? Un nuovo gioco di società? Che gioco, sì? Il giuramento del fuoco. E che dicono? Me possono cecamme, Così sta di nostri visi. E mo che succede? È il giuramento del sangue. Ma perché non si fida? Abbiamo giurato adesso col fuoco. Ma questi te non rubano, lo giurano mai? Giurano proprio il contrario, chi lo ruba è spergiuro. Cominciamo a spigna pure. Signor Sciucardo luminosi chiacca, mette smorfirette de gustosi. Ma caia con me, la mecca è strangia, non è sinta. Ma che maraia siete? Come non da chiume mai smirciato? Star qui? Senti un po' qua che dice il signore, vuoi sapere che maraglia? Maraia Ungaria. Ungaria. A Frimigneri c'ha il paccarino per cuccare i burci. Una cinice a sto patalino de burci da cuore. Una cinice. Una cinice. Ma si domena da beganassi. Una cinice e burci bianchi. Con la stella nera in fronte. Anche senza stella, Sì, io sarebbe. Ci ha creduto che siamo due ladri di cavalli. Cala tua, si tu già. All'occhio. Brucia, o cana già sta a smorfire. Ma smorfire non significa mangiare. Sì, perché? No, così. Tu non offri niente. E non c'ho niente, posso offrire una sigaretta. Ecco. Anche per me. Aspetta, tu non sia fortunato. Vedo un pericolo cattivo. Se non vai lontano. Ma io non ci credo. Partite. Io ci credo. E anche tu non sia fortunato. Insomma, siamo due disgraziati tutti e due. Arrivederci. Ci voleva la zingara per saperlo. E adesso che facciamo? Andiamo a dare uno sguardo ai cavalli. Ma dove è andata? Uno a te Ace a te. e uno a me. Aceno qui. Uno a te. Lì, bagnale! Oh, c'è la C, nonnetta, c'è la C. Ma chi c'è la C? Ma che nonnetta? Non fare gaffo. Quella magari c'ha l'età tua, le zingare invecchiano E presto. va bene, che ci stiamo a preoccupare pure dell'età delle zingare? Fermo! Che? Seguiamo queste due. Ma ti sei sposato oggi? No, sono le due zingare che litigavano al pincio. Seguiamole! Sì. E Letizia. Lasciala stare, nessuno te la ruba quella. Le madre, vado per passare. Mannaggia, sta attento. Eccole, fermiamole! E adesso dovete confessare! Oh, scusate, signor, ci siamo sbagliati. Scusate. Va bene che le zingare invecchiano presto, ma non in 5 minuti. Frigniamoci a smorfire su me, eh? Ce la cia. Ecco qua, l'ha finita tutta quanta. Non male. Non lo mangia mai perché dentro io ci metto l'unghia di cavallo tritata. L'ugna di cavallo. Sì! Mi fa bene per il verme solitario, poveretto. Brigadiere, venite, correte! Qua ci stanno due cavalli bianchi. Andiamoli a vedere. Dove? Stavano là. Quelle sono pecore. Ma vi assicuro, brigadiere. E finiscelo con sto brigadiere, poi dici che quelle si sospettiscono. Signor sì. Cammina. Ho visto bene, prima erano 4 cavalli. Brigadiere! Brigadiere! Che? Mi hanno tirato un coltello. Dove? Qua, sopra la mia testa. Dove sta? Guardate. Non c'è niente. Ma l'ho sentito io, ho sentito anche lo spostamento d'aria. Francesco, tu hai le traveggole. Ah, le traveggole. L'emozione ti ha dato al cervello. C'è anche il buco, guardate. Ma che buco? Bambini, dove ce l'hai i cavalli, papà? I cavalli, dove stanno? Che cavalli? Digli burci. Ah, i burci. Dove stanno i burci? Tutti lì. Grazie tante. Andiamo.
Accidenti. Anche questa è una traveggola. Hai ragione, Francesco, questi ci vogliono impressionare. Ma non c'è dubbio, Rutilio sta qua. Adesso basta, torniamo nella grotta, affrontiamo la regina e le diciamo che siamo 2 carabinieri. Ah, perché secondo te ancora non l'hanno capito? Tanto meglio, tutto chiacchiere risparmiate. Gli diciamo giordate il cavallo, poi facciamo arrestare a tutto quanto. A tutti quanti. Per la mastella. Sono sparite tutte. Senti tu, dove sta la regina? Ma quale regina? Sono 16 anni che c'è la Repubblica e stai ancora a cercare la regina? No, tutti gli zingari che stavano qua a far giuramento. Francesco, vieni Per qua. la mastella Lascialo questa. stare. Questa è gente furba, questa è gente capace di fare scomparire anche noi, ma noi dobbiamo essere più furbi di loro. E come? Tanto il cavallo non ce lo faranno mai trovare. Dovrà essere Rutilio a cercare noi. E come facciamo a informarlo che lo stiamo a cercare con una telefonatina? Io avrei un'idea, ma da soli non ce la facciamo. Andiamo in paese. Sì. Ecco, questo è l'elenco completo delle persone che vi servono. Sono 20 in tutto. E sarà difficile che vengano, stanno lavorando. O con i soldi, o senza soldi, o con le buone, o con le cattive, devono venire con noi. Ah, per forza, per forza. Vediamo un po' qua. Sì. Ecco, cominciamo con il primo. Cosimo Fratucci. Chi è questo Cosimo Fratucci? Sono io. Ah, sei tu, allora alzati, andiamo. È uno, meno male, va. Io di soldi non ne ho bisogno, con le buone non ci vengo. Se vogliamo provare con le cattive. Brigadier, a noi ce ne bastano anche 19. Ma sì, naturalmente te l'avevo detto che 20 erano troppi. Al dottor Cosimo lo depenniamo. E che ci vuole? Ecco la penna. Stia comodo, dottore. Seduto. guadagnare 500 lire? Che devo fare? Le conosci le marce militari? Faccetta nera, va bene? E no, non va più bene. Devi suonare la marcia del carosello dei carabinieri. Non la conosco. E allora fai solo l'accompagnamento e ti do 200 lire. Senti, io non gliela faccio più, sai? Ma così la banda perde il ritmo.
Signora? Senta, signora! Io me ne ritorno a casa! Vigliacco! Letizia! Un pagliaccio si mette a fare! Se sarà un po' seccata, che devo fare? Forza, ragazzi! Vai, Rutilio! 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 Bello di Francesco tu! Rutilio! Rutilio mio, come stai? Come sei sciupato? Guarda che occhiaie che c'hai, ma che t'hanno fatto? Letizia! Questo è Rutilio! Questa è Letizia! Piacere, io sono il suo secondo amore. Per colpa tua abbiamo dovuto rimandare la luna di miele, Devi pure rinunciare. Domani parti per Torino e adesso devi rientrare in caserma. È vero, brigadier! Ci abbiamo appena il tempo di ritornare a Roma! Scusa, zie, se tardo un minuto è stato tutto inutile. Andiamo, Rutilio! Ma che vuoi? Andiamo. Ma che vuoi? Ma che fai? Ce lascia Allora? così? Ma se vi ho dato 1000 lire. E dateci almeno... Oh, noi abbiamo suonato! Ma che suonato? Avete stonato? Ho suonato solamente io. Io solo ho suonato. Ecco qua, queste sono 100 lire. Dividetele da buoni compagni, Guadagno, andiamo. Brigadier, lo leghiamo dietro alla macchina. E si capisce che lo vuoi mettere nel portabagagli. S'accomodi, signora. Sì, proprio signora. Hai sentito? Ha ragione. La ragazza fa allusioni. Che posso fare, brigadier? O riporto Rutilio in caserma o faccio la luna di miele. Tutte e due le cose non le posso fare. Un momento. E perché non la posso fare? L'hai detto tu prima, abbiamo appena il tempo di arrivare in caserma. Oh! E a me quello mi basta. Aspetta, Dove zio! vai? Dove va adesso? E che ne so, si sarà scordato di salutare la regina. Sì. Io dico che adesso è cotto. No, non ancora, deve essere tutto dorato. Mannaggia, che usanza barbara. Vieni, brigadier!